Iniziata la Dunata di Vicenza, 3 giorni di dirette ed edizioni straordinarie su Rete Veneta. Parte la Dunata nazionale, il Ponte Vecchio di Bassano viene preso d'assalto dalle penne nere. Una stella alpina in legno diventa un reliquiario per lanciare un messaggio di speranza e di pace. Arrivano gli alpini, ma Angarano resta senza corrente per tutta la mattina, baristi inviperiti. PD presenta la sua lista per le comunali, annuncia ripartire dopo 5 anni di immobilismo. Sindaco di Tezze, Luigi Pellanda, si ricandida per il prossimo quinquennio, presenta la sua squadra. Domani torna la grande erogazione, migliaia in cammino fra boschi e prati dell'altopiano. Paura a Crosara, va a fuoco il tetto di un'abitazione, fiamme originate forse dai pannelli solari. Primi 2 casi di febbre dengue, una coppia di San Giorgio delle Pertiche appena rientrata da un viaggio. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con l'inaugurazione, l'apertura, l'inizio della Dunata nazionale di Vicenza, una giornata campale, già quella di oggi, tanti gli appuntamenti, ma ci aggiorna e ci racconta tutto in diretta da Vicenza Sharon Di Carlo. Buonasera Sharon. Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti i telespettatori. È appena arrivata qui a Vicenza la sfilata dei Vessilli, guardate la meraviglia, grazie alle immagini di Simone Squarcina. Eccoci qua, sezione di Alessandria, un saluto da Rete Veneta, sezione di Valdagno, sezione di Marostica e sezione anche qua, Montegrappa, Bassano del Grappa, eccoli qua i nostri alpini. Finché Simone Squarcina vi fa vedere queste bellissime immagini, io sono qui con un alpino, venuto da dove? Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro. Finché Simone Squarcina mi fa vedere la meraviglia di questa Piazza dei Signori, parliamo un po' io e lei. Cosa vuol dire per voi una dunata? Cos'è nel cuore? Una dunata è la massima espressione dell'alpinità per noi che abbiamo servito il paese per un anno e abbiamo dato delle risposte private allo spirito alpino. Sono attese 400.000 persone qua a Vicenza da tutto il mondo. Voi alpini vi riunite sempre da tutto il mondo, non c'è appuntamento che tenga? Beh, altamente sentito questo spirito e è un appuntamento immancabile per noi alpini. Ogni anno una località diversa, una festa diversa, però è sempre lo spirito alpino che ci raggruppa e ci avvicina. Parliamo dei vessilli che Simone Squarcina vi sta facendo vedere in questo momento, vi ripeto, appena proprio arrivati qui in Piazza dei Signori a Vicenza dopo la sfilata. Il vessillo è simbolo di tradizione, no? Degli onori alpini. Ascoltiamo cosa sta succedendo. Niente. Arriva il labaro nazionale. È importantissimo. I vessilli sono rappresentativi di ogni sezione disposte nel territorio nazionale. Certo, quindi appunto ogni sezione viene rappresentata dal vessillo. Adesso noi, Ferdinando, ci dobbiamo spostare un secondo, quindi chiamo un attimo Simone Squarcina. E da Vicenza per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Noi ringraziamo Sharon Di Carlo per queste informazioni, per queste immagini, ovviamente pronti a rientrare in qualsiasi momento con la diretta da Vicenza, ma vediamo le immagini, sentiamo le voci di questo primo giorno di adunata. Si è aperta così la 95esima adunata nazionale degli alpini, la solenne cerimonia dell'alzabandiera da Piazza dei Signori, emozione condensata nel cuore della città più alpina d'Italia, stretta ad intonare le note dell'inno nazionale. Per onorare i caduti la cerimonia è avvenuta in collegamento con i 4 sacrari della provincia e con una postazione sul Monte Ortigara. Emozioni come sempre, ecco, anche se sono cerimonie che noi ripetiamo da sempre, l'alzabandiera, quindi l'onore alla nostra patria, alla nostra identità, l'onore e il saluto ai nostri caduti, coloro che hanno sacrificato la vita per la nostra patria e per la nostra realtà. Ecco, credo siano quei momenti che fanno quello che i nostri veci hanno voluto mettere sulla colonna mozza dell'Ortigara, per non dimenticare.
Adunata che richiamerà oltre 400.000 persone, che è attesa da 33 anni. Per Vicenza, unica città d'Italia che detiene la propria bandiera, decorata con 2 medaglie d'oro al valor militare. La bandiera di Vicenza è una bandiera straordinaria, nel senso che è l'unica del nostro paese con 2 medaglie d'oro. La medaglia d'oro chiaramente per la battaglia legata al Risorgimento e la medaglia della Resistenza, quindi è una delle più prestigiose a livello nazionale e la piazza ha voluto rendere onore in maniera speciale alla nostra bandiera. Ebbi modo proprio nei preparativi di questa 3 giorni di adunata di affermare che scriviamo una pagina della storia di Vicenza. Così sicuramente sarà, l'affluenza anche dei cittadini sta a testimoniare quanto siano ben amati gli alpini, in secondo luogo quanto la partecipazione del tessuto sociale è partecipativo e quindi è molto molto vicino non solo alla città ma a tutto il mondo alpino. Non può mancare in questi giorni una visita a Bassano del Grappa, al Ponte Vecchio, al Ponte degli Alpini. Vediamo. Con questo tricolore che sta trionfando sulla struttura, sul monumento nazionale, c'è già grande festa. Arrivano da tutta Italia, come questo gruppo in arrivo dal Piemonte. Esattamente da dove arrivate? Dalla provincia di Novara, zona Lago d'Orta. Come mai qua a Bassano? È una domanda d'obbligo. Bassano io ho sempre visto solo in cartolina, per cui ho detto andiamo a Vicenza e andiamo a vedere il ponte di Bassano che merita. E quindi con i miei amici siamo venuti qua. Che cosa vuol dire camminare, passeggiare su questo ponte, soprattutto a ridosso di questo grande momento che è per voi la Dunata Nazionale degli Alpini? È rivivere certi momenti di storia e di emozione. Andrete anche all'Ossario? Dopo andiamo all'Ossario, via di qua andiamo sull'Ossario a vedere a ricordo di quelli che sono mancati nella Prima Guerra Mondiale, il sacrificio anche che hanno fatto per avere in Italia che abbiamo adesso, via. Bisognerebbe pensare ai giovani di oggi che è quello che hanno fatto chi è morto su queste montagne e se siamo liberi è grazie a questa gente. Sì, io sono stato su all'Ossario, la prima volta che sono andato ti viene la pelle d'oca. Arrivate da Olona. Olgiate Olona. È la prima volta qua a Bassano? Come alpini sì, c'ero già stato l'anno scorso. Mio padre è nato a Vicenza, poi ci siamo trasferiti a Varese e abbiamo Bassano comunque nel cuore. Quindi allora voi dovete andare alla Dunata domenica, ma non potevate non venire a Bassano. Certo, a Bassano si passa sempre. Ovviamente sul ponte. Lei da dove arriva? Arrivo da Sydney, Australia, faccio parte del gruppo degli alpini di Sydney. Io ho fatto il militare a Udine nella compagnia trasmissioni Giulia. È un'occasione magnifica per risentirsi italiani e far parte della nostra grande cultura. Avete sentito, sono tante le motivazioni che spingono gli alpini a tornare a Bassano, a venire a visitare Bassano, ma c'è anche chi vuole portare avanti un messaggio di memoria, di speranza, di pace. Una stella alpina in legno realizzata da Stefano Pavesi, capogruppo della sezione alpina di Olgiate Olona in provincia di Varese, che racchiude le reliquie di 6 grandi uomini legati agli alpini. Un pezzo unico al mondo che sarà esposto nel Duomo di Vicenza in occasione della 95esima adunata nazionale delle penne nere. E nelle parole di Pavesi c'è tanta emozione mentre ci descrive e ci racconta la sua opera. Abbiamo San Maurizio che è patrono degli alpini, San Giovanni XXIII che è patrono dell'esercito italiano, abbiamo Fratel Luigi Bordino, un alpino, abbiamo Don Secondo Pollo, cappellano degli alpini, abbiamo Don Carlo Gnocchi, cappellano degli alpini e abbiamo Teresio Livelli, anche lui un alpino. Al centro c'è la reliquia della Santa Croce che praticamente è la base, la corda che lega tutti questi uomini. Ho
contattato personalmente la diocesi di Vicenza chiedendo la possibilità di poter esporre questo reliquiario proprio per l'importanza degli uomini racchiusi al suo interno. Insomma, tutte queste persone hanno portato speranza, luce, umanità dove l'umanità ormai era morta. Chi comunque è sopravvissuto ed è riuscito a tornare a casa comunque si è sempre prodigato per il prossimo. Sono tutte reliquie certificate, quindi non sono cose messe a caso, ma comunque ha tutto un percorso questa stella che è partita nel 2018 e si è conclusa nel 2022. Quindi noi di Olgiate Olona siamo contenti comunque di condividerla con tutti, perché secondo noi questa stella alpina è un patrimonio dell'umanità, nel senso che quello che trasmette è veramente grande, insomma. Tanti appuntamenti, tante cose da vedere e da raccontare, noi naturalmente ci siamo e ci saremo. Arrivano gli alpini a Vicenza, un fiume di penne nere per fare la storia con una dunata nazionale che verrà ricordata fra le più importanti. E noi di Rete Veneta saremo a fianco degli alpini e della gente per raccontare questo evento storico. Si parte venerdì sera con una puntata speciale di Focus dedicata alla dunata e agli alpini con le iniziative del capoluogo berico e del territorio. Sabato saremo in diretta dalle 11 del mattino per un lungo racconto per voci e immagini di tutto quello che succede a Vicenza e non solo, grazie ai collegamenti con Bassano del Grappa e Marostica. Un'intera giornata dedicata agli alpini che si concluderà in serata con la diretta della festa in centro dei tanti cori che si esibiranno nelle chiese di Vicenza e con i collegamenti dai campi per raccontare anche chi è a casa le emozioni di questo imperdibile appuntamento. Domenica, infine, saremo in diretta dalle 7 del mattino per portare nelle vostre case l'arrivo degli alpini in città e lo sfilamento con le fanfare e quel fiume di penne nere che sarà ricordato nella storia di Vicenza, del Veneto e degli alpini. Per tutta la giornata saremo a fianco di chi sfila con orgoglio, portando in alto il nome degli alpini fino alla Maina Bandiera e al passaggio della Stecca. Ancora una volta Rete Veneta e la TV, amica degli alpini, al vostro fianco per vivere assieme ogni emozione di questo grande appuntamento. Quindi ricapitoliamo, stasera dalle 21:15 uno speciale sulla dunata, domani mattina dalle 11 fino a sera tutto il racconto per immagini, voci, cori e tutto quello che succede a Vicenza e poi naturalmente domenica lo sfilamento dalle 7 del mattino fino al passaggio della Stecca. Adesso parliamo di un tema legato comunque agli alpini perché ce n'erano tanti oggi sul ponte, ma tanti bar, tanti locali, tanti negozi sono rimasti senza corrente. Vediamo perché. Che fossero giorni elettrici questi per Bassano lo si sapeva, sono i giorni degli alpini, della dunata e del ponte vecchio preso d'assalto. Sono i giorni in cui la cartolina di Bassano viene vista, fotografata per rimanere nella memoria di tutti. Ma fino a poco prima di mezzogiorno in Angarano bisognava usare il flash per scattare le foto, perché una buona parte delle attività vicino al ponte sono state lasciate al buio, senza corrente e con le serrande abbassate per dei lavori di manutenzione Enel. Abbiamo subito provato a contattare sia l'Enel sia qualcuno che magari potesse intercedere per spostare, quindi posticipare di almeno 3-4 giorni, giusto perché sapendo essere la weekend della dunata degli alpini non volevamo essere fra virgolette un po' penalizzati da questa mancanza, però purtroppo non abbiamo ricevuto l'ascolto. Diciamo che siamo stati duramente penalizzati. Abbiamo anche il museo che non può essere accessibile perché mancando la luce non ci si vede, per cui tanti vengono anche per vedere il museo degli alpini, però purtroppo non so cosa dire perché proprio oggi. Certo che si poteva scegliere una giornata diversa secondo me, ma insomma così, non so cosa fare. È comunque un danno ed è un peccato anche. È un peccato sì, perché sembra che facciano apposta. Alla fine la corrente è stata riattivata all'ora di pranzo, giusto in tempo per non far andare di traverso a tutti pane e soppressa. Tempo di campagna elettorale a Bassano, continuano le presentazioni delle liste. Il circolo del Partito Democratico di Bassano presenta la sua lista a sostegno di Roberto Campagnolo. 24 candidati con Domenico Riccio capolista, 10 donne e 14 uomini. Jacopo Enriquez, 20 anni il più giovane,
Paola Bertoncello la più esperta. Tra i nomi di spicco Luigi Tasca, Rosanna Filippin e Alessandro Faccio. Io credo sia un bel risultato politico, c'è una forte coesione e condivisione sui valori, una squadra autorevole attorno al sottoscritto che si candida a pieno titolo a governare Bassano in modo diverso da come abbiamo visto negli ultimi 5 anni. A proposito di questo, che effetto fa leggere la lista di opere che la sindaca uscente Elena Pavan ha diffuso per promuovere il suo lavoro amministrativo? Ma io non l'ho vista, a dire il vero, nel senso che poi mi dedico ad altre letture, però vedo la città. Vedo la città, la vivo come molti cittadini e le cose si vedono, appunto, insomma, non occorre leggere liste fatte da chi si autopromuove. Basta guardare la città, in questi 5 anni è rimasta ferma. Oggi abbiamo deciso di presentare qui la candidatura di Roberto Campagnolo e la lista del Partito Democratico tra Palazzo Sturm e il Ponte agli Alpini, 2 opere restaurate con Roberto Campagnolo assessore ai lavori pubblici. Cosa può dire di aver fatto l'amministrazione Pavan? Nulla di tutto questo. Si sono divisi, hanno litigato e la città è rimasta immobile. La stoccata finale arriva dal senatore Andrea Martella. Non può avere alcuna credibilità una parte politica che ha governato fino adesso e che oggi si presenta con divisioni molto profonde, molto radicali che si vedono nelle candidature. E qui in modo particolare a Bassano si può aprire una nuova stagione politica con un'altra credibilità dopo le divisioni che hanno caratterizzato il centrodestra nel corso di questo ultimo periodo. Da Bassano a Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda si ricandida. Si ripresenta unita e compatta la squadra uscente che ha affiancato sino ad oggi il sindaco di Tezze sul Brenta Luigi Pellanda, che decide di ricandidarsi a primo cittadino per il prossimo quinquennio, andando così a completare e sviluppare i tanti progetti già avviati in questo primo mandato in via di conclusione. Accanto al gruppo storico anche volti nuovi, consapevolezza, credibilità, coesione e competenza, le parole chiave della campagna elettorale. Il filo conduttore è concretezza. Noi abbiamo cercato di interpretare quelle che sono le esigenze della nostra comunità e limitatamente alle disponibilità di bilancio di dare le risposte concrete, tenendo conto appunto delle risorse finanziarie. Sappiamo con certezza che nel prossimo quinquennio ci sono 3 azioni di carattere generale, cioè la denatalità, l'aumento della popolazione anziana e le condizioni climatiche, che sicuramente incideranno molto anche nelle nostre scelte locali. Ecco, il fatto di avere tanti volti nuovi giovani è proprio una conferma della voglia anche di portare avanti le istanze della popolazione più giovane. Assolutamente sì, non solo, anche perché devono crescere, perché domani insomma dovrà esserci assolutamente il ricambio, perché i giovani, come spesso io dico, sono la nostra risorsa, il nostro futuro. Passiamo alla cronaca con un incendio a Crosara. Paura in via Sisemola Marostica, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutto il pomeriggio nello spegnimento di un incendio divampato sul tetto in legno di un'abitazione della frazione di Crosara. Sul posto 12 operatori dei pompieri di Vicenza e Bassano che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando così la distruzione dell'abitazione. Sul tetto c'era anche un impianto fotovoltaico dal quale potrebbe essere partito il rogo. Nessuno è rimasto ferito, la conta dei danni è ancora in corso. Ancora cronaca, perché è di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all'incrocio fra via Carpellina e via dei Lotti, sempre a Bassano. 2 auto si sono scontrate andando a urtare una terza vettura in sosta. I 2 conducenti e un passeggero sono finiti all'ospedale e forse una distrazione è all'origine di un altro schianto che si è verificato in via Pecori Giraldi, sempre a Bassano. Una Volkswagen uscita dal parcheggio è stata urtata da un'auto che proveniva da est. In questo caso non ci sono feriti, entrambi i sinistri sono stati rilevati dalla polizia locale. Adesso cambiamo ancora argomento, andiamo in altopiano per un'antica usanza. Un rito antico che unisce le genti dell'altopiano in un pellegrinaggio che dura un giorno intero. È la grande erogazione che torna ancora una volta per portare migliaia di persone fra i boschi e i prati del territorio parrocchiale di Asiago. Un lungo viaggio di oltre 30 chilometri dall'alba al tramonto per rinsaldare il patto di amicizia fra l'uomo e la divinità.
Un rito antico, appunto, che affonda le proprie radici nella tradizione delle erogazioni, nate per chiedere buoni raccolti, con un cambio di rotta nel XVII secolo per ringraziare per una scampata pestilenza. E allora via, tutti assieme, grandi e piccoli, dal Duomo di Asiago fino al Lazzaretto, al Caberlaba, Canove e Camporovere, per poi tornare a casa fra cori e chiacchiere, preghiere e risate, con il cuore pieno della bellezza dell'altopiano e della forza della comunità. Un appuntamento di grande importanza per il territorio, da non confondere con una scampagnata o una passeggiata. Nella grande erogazione c'è l'anima di Asiago e delle genti dell'altopiano. C'è il rapporto con il divino e con la natura, con se stessi e con gli altri, che si sublima nella messa solenne nel Duomo asiaghese. Andiamo nell'Alta Padovana, dove sono stati segnalati 2 casi di febbre dengue. Vive a San Giorgio delle Pertiche la coppia rientrata da un viaggio ai tropici, risultata positiva alla febbre dengue. È il primo caso nel Padovano nel 2024 di questa malattia di origine virale che presenta sintomi parainfluenzali, caratterizzata da febbre alta e importanti dolori alle articolazioni. Tempestiva la diagnosi per i 2 viaggiatori, per cui non è stato necessario il ricovero. Fondamentale il contatto con il medico e l'attivazione del sistema di igiene pubblica per evitare che la malattia di importazione possa diffondersi. La nostra preoccupazione è quella per impedire che ci siano dei casi secondari, quindi della diffusione della malattia nel nostro territorio, e che chi tornasse da un paese tropicale con questa sintomatologia si rechi con fiducia dai medici curanti, in maniera che si possa fare una precisa diagnosi e intervenire anche non solo con le cure ma anche con gli interventi di sanità pubblica, perché per evitare la diffusione della malattia è importante sia creare un'area di rispetto di circa 200 metri intorno all'abitazione, in maniera che le zanzare vengano abbattute in quel perimetro, e anche per dare alcune indicazioni di adattamento locale, tipo le zanzariere, in maniera che le zanzare non possano pungere e quindi la malattia non passi anche ad altri. Nell'area di 200 metri dall'abitazione di residenza della coppia, come previsto da protocollo, è stata effettuata la disinfestazione. Una malattia di origine virale, la febbre dengue, caratterizzata da 4 virus molto simili, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Malattia conosciuta da oltre 2 secoli, la dengue è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sud-Est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America Latina e Centrale, Australia e di diverse zone del Pacifico. Ricordiamo per queste e per altre malattie trasmesse da zanzare di ricorrere sempre ai repellenti cutanei, cioè quegli spray, quei liquidi che allontanano le zanzare. Una forma di prevenzione fondamentale anche per altre malattie trasmesse da zanzare come il virus West Nile. Dopo di noi una puntata davvero speciale di Focus, tutta dedicata alla Dunata Nazionale degli Alpini, con collegamenti in diretta, fanfare e tutto quello che succede questa sera a Vicenza. Poi vi ricordiamo, domani mattina dalle 11 fino a sera saremo in diretta qui su Rete Veneta, sempre dalla Dunata. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo